Caro Schutten, per i miei figli ho scelto il miglior pediatra, le migliori scuole, una sana alimentazione e intanto davo da ber loro acqua avvelenata. Signor Marco Gove. Quando escono dal rubinetto, gli interferenti endocrini non si sentono e non si vedono, ma nel mio corpo si sono trasformati in colite ulcerosa. Caspar Gerhard. È stato violato il nostro corpo, la nostra salute, la nostra falda. Ora manca la fiducia verso chi ci doveva proteggere. Georgios Statakis. Ho seminato, curato con amore e in modo naturale i miei ortaggi. Purtroppo l'acqua del mio pozzo è piena di FAS e ho avvelenato la mia famiglia. Tomislav Koric. 800.000 persone sono in pericolo. Come sarà il nostro futuro? Svenja Schulze. Quando mangio e bevo, penso sempre alla mia piccola che porto in grembo. Quali conseguenze avranno i PFAS su di lei? Di dire in dir, viviamo dove l'acqua è piena di PFAS. Il mio amico Giulio ha un tumore ai testicoli. Giorgia è ancora piccola e ha già una disfunzione alla tiroide. Ministro Sergio Costa. Mia figlia soffre di ipotiroidismo e ha solo 8 anni. Graziela Gavrilescu. Questi sono i valori di mia figlia Martina. Chimotilicaine. L'acqua è il primo degli alimenti. La nostra contiene sostanze tossiche, i FAS, che poi ci ritroviamo nel piatto. Miguel Arias Cagnete. Mia figlia di 10 anni ha già problemi alla tiroide a causa degli interferenti endocrini che hanno contaminato il suo e il nostro sangue. Carol Dichburg. 159, 93, 85. Questi sono i valori dei FAS nel sangue dei miei 3 figli, tutti già contaminati dalla gravidanza. José Herrera, esistono più di 4.000 composti nei FAS, ma nelle analisi ne stanno cercando solo 12. Se le leggi non cambiano, andiamo verso l'autodistruzione. Jacob Elleman Jensen, i FAS a catena corta sono i più pericolosi, perché più difficili da bloccare con i filtri. Sono i meno studiati e non sono ancora normati. Denis Nauten. Il mio pozzo contiene 3690 nanogrammi di FAS per litro di acqua. C'è chi ne ha 5000, 8000, 13000 e oltre. I FAS sono ormai nel mio sangue, negli ortaggi e negli animali. Questi FAS sono ormai arrivati anche al mare. Richard Brabeck. Abbiamo la certezza di essere stati avvelenati. Abbiamo la consapevolezza che in passato le istituzioni ci hanno abbandonato. Teresa Riera Madurell. Con la contaminazione da FAS abbiamo subito un'ingiusta condanna. La concentrazione di queste sostanze nell'acqua deve avere un solo valore: 0. Nicola Hulot. I PFAS riducono del 40% le attività del testosterone. Quale futuro per me e tutti i ragazzi che hanno queste sostanze nel sangue? Carolina Skog. I PFAS sono estremamente subdoli. Passano dalla placenta al feto e si trasmettono tramite l'allattamento al seno. I nostri figli sono già segnati dalla nascita. Carmen Uvella. Dalle mie parti siamo tutti contaminati perché chi doveva controllare l'ambiente non lo ha fatto. Nel mio sangue ho 80 nanogrammi di FAS. Sono avvelenata da questi interferenti endocrini. Kestutis navickas. Nelle nostre province i malati di diabete sono in aumento. Le morti per cardiopatie sono in aumento. I malati col morbo di Alzheimer sono in aumento. Anche i ragazzini hanno i valori di colesterolo fuori norma. Tutte queste patologie sono correlate ai FAS. Nemo Dimov. Nella nostra città sono in considerevole aumento i casi di tumore al testicolo, anche fra i bambini. I tumori al testicolo sono correlati alla presenza dei PFAS. Irena Maizena. Credo nello sport come forma di prevenzione alla malattia. Per questo ho cresciuto i miei figli in una costante pratica sportiva. Ciò nonostante, oggi la loro salute è fortemente compromessa dai FAS. Eric Kovacic. I miei figli potrebbero diventare sterili e io e mia moglie non avremmo la gioia di diventare nonni. Caro Miroslav Lajčák, ho 16 anni e ho già il PFAS nel sangue. Sono più a rischio di malattie rispetto ai miei coetanei. Non è questo il futuro che vorremmo. Istvan Nagy. Nostro figlio, 41 anni, non vive più da 20 anni nella zona contaminata. Eppure oggi si ritrova con 131,7 nanogrammi per millilitro di FOA
nel sangue, più altri valori fuori norma. João Pedro Mates Fernandes. I nostri figli pagano un prezzo altissimo a causa di scelte politiche irresponsabili e contrarie a tutte le leggi della natura. Elisabeth Köstinger, nel nostro territorio tantissime madri hanno sofferto e purtroppo soffrono di preeclampsia proprio in questa zona. Troppi bambini sono nati sottopeso. E troppi bambini sono morti nel grembo materno. Non è permesso che questo accada anche ad altre madri nell'Europa. Noi non vogliamo che succeda questo a nessuno. Sim Waldmar Kiesler. Basta con questo progetto suicida o non ci sarà più futuro. Usiamo il nostro talento di uomini intelligenti per costruire aziende a circuito chiuso, sistemi di produzione industriale e prodotti rispettosi dell'ambiente. Costas Cadis. Abbiamo sempre bevuto l'acqua del rubinetto e abbiamo il PFAS nel sangue. Non c'è più tempo da perdere. Le chiediamo un gesto di forte coraggio. Vi chiediamo di adottare limiti PFAS zero. Il futuro di tutti è anche nelle vostre mani. Grazie per la vostra attenzione.